100 giorni fa l'eccezionale ondata di maltempo che ha sconvolto il Veneto, le piene dei fiumi, l'alluvione e soprattutto la devastazione della montagna. 15 milioni di alberi schiantati, migliaia di ettari di bosco che non ci sono più. Ci si è rimboccati le maniche, da quei giorni si lavora incessantemente per ritornare alla normalità. In questi 100 giorni sono stati aperti centinaia di cantieri che hanno riguardato soprattutto i settori idraulici e di difesa del suolo, la viabilità e la pulizia dei boschi. Oggi in Regione il bilancio di questi interventi, che presto, ed è notizia di queste ore, continueranno grazie ai fondi in arrivo dal Governo, come annunciato ieri sera a Ring dall'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin. Se non ci sono sorprese arriveranno tutti i soldi che devono arrivare, cioè quelli che avevamo detto fin dall'inizio. Abbiamo avuto 1 miliardo e 500 milioni di danni e noi siamo... 1 miliardo e 7, assessore? Sì, 1 miliardo e 7. Fa lo sconto perché no, poi... no, non faccio lo sconto al netto di quello che viene investito su altre partite. Arriveranno tutti e se non arrivano tutti arrivano quasi tutti al 99%. E l'assessore risponde anche a chi si chiede come mai tanti alberi anche in zone facilmente raggiungibili siano ancora lì. Se noi li lasciamo lì, loro arrivano a un'altezza di circa 1 metro, no, in orizzontale, e quindi essendo lì la neve non ce la fa a spingerli e fungono da paravalanghe. Se noi li togliamo il fronte rimane totalmente libero e sull'erba ovviamente la neve scivola facilmente. Perché ora la nuova preoccupazione per la montagna veneta è quella del rischio valanghivo dopo le abbondanti nevicate del fine settimana, accompagnate dalle immancabili polemiche sulla mancanza di dotazioni adeguate non solo da parte di automobilisti sprovveduti, ma anche di mezzi spazzaneve come questo, immortalato mentre viene trainato da un trattore privato. Senza catene l'ANAS. C'è qualcuno che usa il mezzo dell'ANAS senza catene, uno spartineve senza catene è una contraddizione in termini, insomma. Io mi auguro che ANAS andrà a vedere chi era l'autista e prenderà provvedimenti. Senza catene.